Grazie Presidente. Continuano gli interventi con in riferimento al precedente emendamento, e cioè sul finanziamento a interventi ai paesi in via di sviluppo. È poco chiara tutta questa generosità, tenendo conto che questo tipo di alimento è assolutamente controindicato rispetto all'alimentazione di questi popoli. È come se proponessimo la carne di suino nei paesi caldi, cioè non è un problema religioso ma è un problema rigorosamente ambientale. Più che culturale, quindi vorrei capire meglio che cosa c'è dietro questo atteggiamento benevolo. La collega Barracciu pone problemi anche sui 12.000 euro 10 milioni di euro che avrebbe dovuto erogare lo Stato italiano, e io coglierei anche l'occasione per chiedere che cosa ne è stato dell'intervento finanziario proposto e propagandato dalla Regione Lazio. Rispetto all'emendamento in via di discussione, chiaramente voto contro, perché il discorso del latte in polvere, che risulta chiaramente prodotto sottopagato, ho la preoccupazione che vada a beneficio esclusivamente dei produttori di latte normale, quindi voterò contro. Allora, l'osservatorio di fatto esiste già all'interno dell'Agenzia Laore, per il quale è stato anche stanziato da parte della Regione Sardegna un finanziamento di circa 200.000 euro, se non sbaglio. Non ha mai funzionato, non ha assolto decisamente a quelle funzioni che noi abbiamo chiesto in corso del dibattito, che significa chiarezza su tutta una serie di dati su cui nessuno riesce a far luce, per cui non ne vedo assolutamente l'utilità. Fra l'altro questa composizione, cioè la partecipazione di enti, associazioni, istituzioni pubbliche, il consorzio di tutela ad esempio, che non è assolutamente normato da quello che mi risulta dalle norme europee, per cui è sicuramente un'istituzione privata che è stata fortemente privilegiata dalla Regione e non da oggi, per cui non vedo chiarezza neanche su questo punto, e questa è la mia dichiarazione, cioè continuiamo con la demagogia, insomma.